La Russia ha riportato la guerra in Europa, solo l'ONU può affrontare le sfide della pace, così il presidente Mattarella all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'inviata a New York è Nadia Zikowski. Soltanto l'ONU può affrontare le sfide che minacciano la pace. Parla all'Assemblea Generale, il capo dello Stato assicura il convinto sostegno dell'Italia al multilateralismo, all'organizzazione, alle sue aspirazioni di riforma. L'urgenza è la crisi in Medio Oriente, dobbiamo porre fine alla catena di azioni e reazioni, dice Mattarella, ai massacri, impegnarci per una pace stabile. Mi unisco all'appello del segretario generale affinché siano evitate operazioni militari a Rafah, per le drammatiche conseguenze che potrebbero avere sui civili palestinesi. In pochi mesi abbiamo messo fine al dividendo di pace e ragionamento, destinando le risorse per lo sviluppo agli armamenti. Nessuno Stato, per quanto potente, dotato di armi nucleari, soprattutto membro permanente del Consiglio di sicurezza, ammonisce, può pensare di violare impunemente i nostri principi. La Russia si è assunta la grave responsabilità storica di aver ricondotto la guerra nel cuore del continente europeo. Rafforzare l'ONU significa combattere le spinte neoimperialiste, insiste, proporre un sistema di collaborazione che superi la logica della sopraffazione. L'obiettivo è divenuto vincere tutti, insieme. Riformare tenendo in considerazione le regioni sottorappresentate, Africa, Asia, America Latina, l'auspicio, e pensare l'ONU su basi nuove. Le istituzioni dell'ONU sono state modellate sulla guerra. È tempo di plasmarle sulla pace. Missione della Premier Meloni in Libia per